Buonasera a tutti ragazzi, come avevo promesso, un argomento davvero insolito. In effetti, ragazzi, stavolta parleremo di qualcosa che va molto al di là della che ci fa paura, una cosa che non... Sì, sì, ho sentito, sì, una cosa che davvero mette ansia, quindi in effetti vorrei parlare della differenza tra la possessione diabolica, la vessazione diabolica, l'ossessione diabolica e la infestazione diabolica. In effetti sono quattro cose diverse, ragazzi. Quindi, in effetti, l'ossessione diabolica, ragazzi, si tratta di improvvisi pensieri ossessivi, anche perché la parola ossessione, cioè a volte la vittima è ossessionata da qualche cosa, da qualche disturbo, per cui la persona colpita, diciamo, vive in continuo stato di frustrazione, prostrazione, disperazione, quasi sempre le ossessioni influiscono anche sulla vita privata, quindi si tratta di... Sì, sì, l'ho visto, ho fatto il video stamattina di tipo 5, sì. Ciao Sergio, quindi in effetti l'ossessione diabolica è quella cosa che ti dà un pensiero fisso, quindi non confondere con le altre cose, quindi è una causa malefica o presenza malefica, però non è, diciamo, è come un tarlo che sta nella tua testa e che hai una fissazione. Poi ci sta la vessazione diabolica. In effetti sono disturbi di malattie da molto gravi a poco gravi, che però giungono poi alla possessione, cioè a far perdere la conoscenza e a far compiere azioni, a pronunciare parole di cui non siamo responsabili. Qualche esempio, ad esempio, lo troviamo nella Bibbia dove Giobbe non aveva la possessione diabolica, ma fu gravemente colpito nei figli, nei beni e nella salute. Se vi ricordate, la donna curva e sordomuto guariti da Gesù non avevano una possessione, ma avevano una vessazione, quindi in effetti è un male che diciamo non è proprio possessione. Poi in effetti c'è la possessione, cioè è il tormento quello più grave, dove il demonio si impossessa di un corpo, non dell'anima, ragazzi, facendolo agire o parlare come lui vuole, senza che la vittima possa resistere. 43 Sergio. Quindi questa è la forma che si presta maggiormente a fenomeni spettacolari, tipo quelli nei film tipo L'esorcista, Rituale, Forza soprannaturale, Lingue nuove, cose occulte. Diciamo che questa è quella lì più potente in effetti, quindi in effetti la possessione è quella lì più forte in effetti, quindi questa qui va fatta poi con vari esorcismi e va ripetuta un sacco di volte. Quindi poi ci sono le infestazioni diaboliche che in effetti sono diciamo su case, oggetti, animali, quindi su bambole, su oggetti tipo la bambola, tipo qualsiasi cosa che stia in casa può entrare, diciamo, tipo un poltergeist, un demone che si può impossessare di una bambola, di un giocattolo. E queste qua sono le infestazioni diaboliche che si hanno in casa, si possono vedere figure nei muri, diciamo queste sono le infestazioni che avvengono nelle case. In effetti ci sarebbero come degli spiriti in casa che danno fastidio, quindi possono essere di natura benevola oppure tipo porte gas, cioè spiriti chiassosi che fanno che vogliono scherzare e far mettere paura. Quindi in effetti queste quattro cose sono una diversa dall'altra, quindi in effetti tra
possessione, vessazione, ossessione e vessazione sono quattro cose che hanno a che fare con il male, ma non sono la stessa cosa. Quindi, come difendersi da tutte queste cose? Basta la preghiera, se è necessario ricorrere a qualche esorcismo per fare un rituale per la possessione diabolica vera e propria. In realtà bisogna contattare gli esorcisti se ci sono casi davvero che ritenete che siano queste cose qui, anche se è difficile, ma comunque accadono, quindi non sempre tutto è, diciamo, di natura diabolica, però diciamo su 100 casi l'80% sono le persone che prendono fissazioni, mentre solo il 20% è quello reale in effetti. Quindi questo qua, diciamo, l'aveva detto pure padre Gabriel Amort, un esorcista che purtroppo è morto già da anni, quindi in effetti lui ha spiegato le differenze tra queste quattro cose, diciamo vessazione e possessione, in effetti, quindi sono quattro cose di natura malefica, però diverse l'una dall'altra, in effetti, però hanno come scopo unico sempre il male, in effetti, quindi alla fine sempre derivano dal male. Quindi ragazzi, vi auguro buonanotte. Avevo promesso di chiudere con un, diciamo, un argomento un po' tenebroso e l'ho fatto, quindi spero che qualcuno tipo Avvocatella, qualcun altro lo veda, così finiamo la serata. Sì, sì, ha voglia che faccio live domani, certo, sì, sì. In effetti, quindi spero che lo vedrete, così vi renderete conto le quattro cose diverse l'una dall'altra. Quindi qualcuno a volte mi ha domandato vessazione, ossessione, possessione. In effetti sono quattro cose che hanno a che fare con il male, però sono differenti tra loro, anche se hanno il male in comune, diciamo. Vabbè ragazzi, buonanotte a tutti e ci vediamo domani sempre con le live. Ciao a tutti, a domani.